una sera d'inverno fuori pioveva. Petin e Petè si siedono con la nonna vicino alla stufa. La nonna stava facendo amaglia e Petin e Petè stavano facendo dei gomitoli per la nonna. E la nonna dice: Saviu tosatei, cosa che mi sei tocca, che avevo a vostra età? E loro aprono le loro orecchie, chiudono la bocca e ascoltano la nonna che racconta di quella volta che lei bambina portava a pasto le oche cantando. E ti magna bea donna che se il dite a Madonna, oi bella. E se il dite Santurba magnan cuoi anca doman, oi bella. Perché la nonna sosteneva che portando le oche al pascolo, cantando, le oche facessero la piuma più bella, le uova più grosse, la carne più buona, e quindi lei partiva cantando così con le sue oche. Un giorno la mamma della nonna Teresina le dice: sta attenta Teresina, perché vien su tempo, e te sa che vien su tempo vien sul lupo da montagna, vien casa subito. E Teresina dice: sì mamma, non stai a aver pensier, venio casa se fa tanto bruto. E così si incammina con le sue 3 oche, una grande, una media e una un pochino più piccola, ma tremenda. E cammina e si avvicina a un prato e poi dice: no, in questo prato abbiamo mangiato ieri, l'erba non è ancora cresciuta tanto. Ci spostiamo e cammina cantando. E ti magna via via per sti campi in vita mia, oi bella. In vita mia, in vita vostra, che ai altri non che importa, oi bella. E così arriva in un prato nuovo dove non erano ancora state Teresina e le sue 3 oche. Si ferma lì, tira fuori la sua merenda e comincia a fare merenda. E dalla montagna vede arrivare dei nuvoloni neri che fanno le capriole, bum 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 bum, temporale. Teresina raccoglie le sue cose, chiama le oche, ma le oche no, avevano paura, volevano restare lì. Lei torna di corsa a casa e le oche restano lì, tutte lì ferme, sotto una siepe. La più vecchia dice: se fasemo una casetta per uomo. E le altre dicono: va ben, va ben. Allora la più grande delle oche dice: me farò una casetta coi piume. E comincia a togliersi delle piume e a farsi la sua casetta. L'oca, quella media, dice: mi voi cerca di un fià de paia. E va a raccogliere un po' di paglia dei bordi del fosso e si fa la sua casetta. La più piccola, che era quella più furba, dice: io me la farò con i sassi. E comincia a raccogliere sassi e farsi la sua casa. A un certo punto il temporale continua e, come aveva detto la mamma di Teresina, assieme al temporale dalla montagna è sceso anche il lupo. Il lupo bussa alla porta della prima oca, dell'oca più grande. Toc toc! Chi sei? Son il lupo. E cosa vuoi tu? Goffredo, femme venir drinto. No, risponde l'oca, che non te fa venir dentro, perché dopo te me magni. E allora il lupo fa un gran respiro, gonfia tutti i polmoni e una gran soffiata via tutte le piume e si mangia l'oca. Poi si sposta un pochino e vede una casetta fatta di paglia. E allora bussa. Toc toc. Chi sei? Chi sei fuori a questo tempo? Chi sei fuori a questo tempo?
Son il lupo. E cosa va tu? Femi entrar, che costa piova me go negà. Mi no che non te fa venire dentro, perché dopo ti te me magni. Il lupo fa né 3 né 4, gonfia i polmoni e via tutta la paglia e si mangia anche l'oca. Poi, un po' più lento, con 2 oche nello stomaco, si avvicina e vede una casetta fatta di sassi e di ciotoli. E bussa. Toc toc. Chi sei? Son il lupo. Va via, va via. No che non vado via. E ora cosa vo tu? Fammi venire drinto che son tutto moio. Mi no che non te fa venire drinto, perché dopo se te vien drinto ti te me magni. E allora il lupo, memore delle 2 casette spazzate via, gonfia i polmoni e ma non succede niente. Non riesce col suo fiato a buttare giù la casetta. E allora pensa di salire sul camino, scivola per la pioggia e riprende la salita. Poi trova un po' di pezzi di legno e si fa una scaletta e sale, entra dal camino, ma l'oca aveva messo sul fuoco del camino un gran pentolone con dentro l'acqua per fare la polenta. E lui punfete dentro all'acqua bollente. Si è dimenato un po' e poi il lupo è morto. Allora l'oca ha preso un coltello, ha tagliato la pancia del lupo e sono uscite le sue sorelle, che sono tornate a casa da Teresina e dalla sua mamma. Hanno fatto una grande festa quella sera. C'erano anche i polli, i conigli, i tacchini. Hanno fatto festa tutti assieme quella sera lì, perché le oche si erano salvate dal lupo. E da quel giorno non c'è stato più temporale con il lupo arrivato a valle.